Terzo e ultimo incontro al Centro Culturale Zanussi per il ciclo Da Vicino, incontri con artisti del Nord-Est contemporaneo, organizzato dal Centro Iniziative Culturali Pordenone. Il curatore degli incontri, Angelo Bertani, ha presentato l'artista pordenonese Guerrino di Rindin, che utilizza principalmente la terra come strumento di ricerca espressiva. Quale legame c'è tra la natura, la terra e l'arte? Guarda, nel mio caso è veramente totale, perché è più legame di così. Io ho sempre considerato la terra, che il materiale che uso, un materiale magico, e penso che l'arte sia veramente una delle tante magie. Quindi quando colleghiamo la terra, che è il materiale che uso, la natura e l'arte, lì veramente non ci sono impedimenti. Penso che ci sia veramente un accordo totale. L'arte deve chiudersi nel silenzio della contemplazione o deve aprirsi al mondo? No, secondo me l'arte deve veramente aprirsi al mondo. L'arte, anzi, secondo me dovrebbe infiltrarsi anche nei luoghi di potere, proprio perché l'arte può essere al servizio anche di quelli che devono decidere. Molte volte l'arte è considerata una cosa in più, una cosa che non serve, una cosa che costa, invece l'arte secondo me è forse in questo momento specialmente veramente il plus valore, è una cosa che non costa niente, che non inquina e che può produrre anche ricchezza. E a proposito, quale potrebbe essere il sostegno delle istituzioni nei confronti degli artisti? Ecco, le istituzioni secondo me hanno sempre trattato un po' con disinvoltura, ma forse quasi anche con disinteresse l'arte, considerandola appunto una cosa non necessaria, una cosa necessaria solo per chi aveva possibilità economiche di acquisirla, di abbellire magari le case, oppure di abbellire il giardino, oppure di abbellire gli spazi. Invece l'arte è una cosa che deve entrare dentro nel nostro organismo. Dovrebbero invitare gli artisti a fare anche delle proposte, ascoltarli di più, che magari potrebbero avere delle soluzioni. Abbiamo visto un'opera molto bella su San Francesco. Sì. Ce la puoi un po' spiegare, descrivere? Ma diciamo che c'è, secondo me, questa umiltà di questo santo grandissimo e l'umiltà della terra. E allora lì sono partito con la terra e poi con questo colore celeste, giottesco, no? Dove c'è questa parte aerea, quindi questa parte greve sotto e questa parte aerea, che però essendo terra risulta greve ma meno greve di quello che potrebbe essere, non so, usando un nero, usando un colore. E perché dici che è umile la terra? Perché la terra non chiede veramente niente, non vuole dimostrare niente, ma ci dà tutto.